Un'importante giornata oggi al Museo Canova perché abbiamo restituito al nostro pubblico i cimeli canoviani, quei vestiti che fanno parte del nostro patrimonio. Un progetto diviso in vari step, quindi prima il restauro dei vestiti e poi il nuovo allestimento, che ci ha permesso anche di aprire una nuova stanza, quindi di ampliare quello che è il percorso espositivo. Pensate, una stanza che fino adesso era chiusa al pubblico, una stanza dove ha dormito il re d'Austria nel 1830, oggi è fruibile e all'interno sono conservati questi bellissimi vestiti. Com'era Canova fisicamente? Ce l'ha raccontato Francesco Hayez nelle sue memorie e ci dice che era un uomo snello, che lavorava alacremente e che quando si andava nel suo studio a Roma in via delle Colonnette si presentava con un manto e nella testa teneva un cappello di carta e sempre teneva nelle mani martello e scalpello.